Due persone di 24 e 21 anni sono state arrestate per tentato omicidio nei confronti del militare di Aviano che si trovava a Rialto lo scorso luglio. Commozione stamane a Salzano per i funerali di Lorenzo Nardelli, ucciso dai cugini moldavi nel condominio di Mestre. La zia dice: la tua stella è salita in cielo. La sentinella antiborseggiatori ha derubata scippata del telefono da uno sconosciuto. Monica Poli, anima del gruppo Cittadini Non Distratti, i cui video su TikTok sono diventati un fenomeno virale. Un furgone si è rovesciato lungo l'autostrada A4 abbattendo anche un palo della luce mentre stava per uscire dallo svincolo di San Stino di Livenza. 4 persone ferite. Nuovo grido d'allarme per un turismo che a Venezia porta sempre più spesso ad atteggiamenti fuori controllo. L'ultima foto postata sui social indigna la città. Caso di West Nile a Tombelle di Vigonovo, questa mattina il sopralluogo del sindaco Martello per verificare le zone interessate dalla disinfestazione anti-zanzare che sarà effettuata stanotte. In arrivo in queste ore in Veneto l'ondata di caldo che porterà nei prossimi giorni picchi di calore record in alcune zone. ULSS 3 e Comune aprono luoghi pubblici con aria condizionata. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Venezia si apre dunque con la cronaca dell'arresto di due giovani, l'accusa pesantissima, tentato omicidio. Il caso è quello del militare di Aviano, aggredito con violenza a Rialto lo scorso luglio. Tentato omicidio. Con questa accusa gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di polizia San Marco hanno arrestato due giovani di 24 e 21 anni di nazionalità kosovara e albanese per l'aggressione con coltello avvenuta il 2 luglio scorso nella zona di Rialto. Li hanno individuati stanotte alle 2 a Lido, nei pressi del lungomare Marconi. La vittima dell'accoltellamento era un militare americano della base di Aviano, colpito alla schiena durante una lite e poi portato all'ospedale con un polmone perforato. Un altro invece era stato pestato a sangue. Entrambi si sono salvati. L'aggressione era nata al culmine di un diverbio che ha visto contrapposti 3 militari statunitensi e un gruppo di persone, compresi i 2 arrestati. Solo grazie all'intervento dei colleghi i 2 aggrediti erano riusciti a mettersi in salvo. Le indagini seguenti avevano portato all'identificazione dei 2 aggressori, tra cui quello che è considerato l'esecutore materiale del tentato omicidio, ed era scattata subito una denuncia con la richiesta all'autorità giudiziaria dell'applicazione dei 2 provvedimenti cautelari. Sulla base delle prove raccolte, il 10 agosto il giudice ha emesso l'ordinanza di custodia nel carcere di Santa Maria Maggiore. E poi l'omicidio di Mestre, l'efferato omicidio di Mestre, il 32enne Lorenzo Nardelli ucciso dai 2 cugini moldavi. Questa mattina l'addio commosso nella sua Salzano. Un ragazzo fragile, assettato di vita, amante della montagna e del mare. Con queste parole è stato ricordato Lorenzo Nardelli, il 32enne trovato morto la scorsa settimana nell'ascensore di un condominio mestrino. Stamane, durante la cerimonia funebre officiata da Don Giulio Zanotto nella chiesa arcipretale di Salzano. Vogliamo ricordare Lorenzo come un giovane assettato di vita, una passione di vita che si manifestava con la passione per il mare, per il lavoro, per la montagna, per le sue amicizie. Un giovane Lorenzo che portava dentro di sé, come tutti noi, anche lui, le sue fragilità. E malgrado i suoi sforzi anche delle persone che gli volevano tanto bene, faceva fatica a dire queste fragilità. E forse per questo Lorenzo era amatissimo, come figlio, come fratello e come amico. Difficile accettare una morte così per mamma Adriana, papà Flavio, la sorella Laura, le zie e gli zii che si fanno forza gli uni con gli altri per accompagnare Lorenzo. Sono parole ispirate alla poesia 10 agosto che il Pascoli dedicò al padre ucciso, quelle lette da zia Elena per dirgli addio. Ci mancherà la tua voce roca, il tuo sorriso timido e sicuro. Il tuo sguardo azzurro e trasparente, che vogliamo ricordare così, perso a fissare l'orizzonte e il blu del mare, dall'alto della tua torretta di avvistamento. Finalmente faccio. A riecheggiare in chiesa le note del brano che mamma Adriana ha composto per il suo Lorenzo non appena appreso della sua morte. Poi il suono delle campane e l'applauso della comunità.
La sua è una battaglia, quella contro i borseggiatori, che è diventata un fenomeno virale, sbarcato addirittura negli Stati Uniti. Parliamo di Monica Poli, però adesso c'è un problema, è stata derubata. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Proprio lei, che con il suo grido inconfondibile, preso d'esempio anche da altri paesi europei per segnalare la presenza di borseggiatori e borseggiatrici a Venezia, questa volta è stata derubata. Monica Poli, veterana del gruppo Cittadini Non Distratti, si è trovata senza il suo smartphone giovedì pomeriggio. Tutto è accaduto in un attimo nella zona di Piazzale Roma, uno dei punti nevralgici in cui Monica e altri volontari solitamente agiscono, inchiodando chi approfitta dell'interscambio decisamente affollato tra bus, tram e vaporetti per colpire soprattutto i turisti. In un istante di distrazione le hanno così rubato il cellulare, sotto lo sguardo sembrerebbe di un testimone, facendo perdere poi le proprie tracce. Nessuna dichiarazione al momento da parte della donna, che da qualche giorno non pubblica video nella pagina ufficiale del gruppo. Che possa trattarsi di una sorta di vendetta o meno nei suoi confronti, al momento non è dato sapersi. Lei e gli altri membri del gruppo però continueranno nella loro attività. Attenzione borseggiatrici! Non c'è solo il fenomeno, la piaga dei borseggiatori a Venezia, c'è anche quella dei turisti cafoni, l'ultima cafonata, chiamiamola così, ma è davvero così, quella dei due turisti che si sono sdraiati sulle lapidi, nelle tombe del cimitero di San Michele a Venezia. L'ultimo sfregio al decoro e al senso etico di Venezia. Una coppia di turisti si vede sdraiata in questi giorni di calda estate sopra una delle tombe del cimitero monumentale di San Michele in Isola a Venezia. La foto, portata sui social qualche giorno fa, è diventata virale in poche ore e ha sollevato indignazione e un grido d'allarme, l'ennesimo, rispetto a un turismo a volte sempre più fuori controllo in città. A riprendere l'attenzione su questo delicato tema è stata Petra Aleschi, giornalista e scrittrice tedesca, ma veneziana d'adozione, candidata anche alle ultime elezioni amministrative per la lista civica Terra e Acqua di Marco Gasparinetti in consiglio comunale a Cafarsetti. Ero scioccata di vedere questa immagine dei turisti sdraiati sulle tombe di San Michele, perché questo dimostra che non c'è più neanche un limite etico in questo turismo come viene praticato qui a Venezia. Non c'è più rispetto, non c'è più nessuna regola. Ovviamente non si può neanche criticare questi turisti. Per la scrittrice le responsabilità sono evidenti e a suo giudizio ricadono solo in minima parte sui turisti. Così sfoga la sua rabbia, ma l'intervento è soprattutto destinato a riaprire un urgente dibattito in città. L'immagine che viene dato da Venezia, da parte del comune, di tutti questi che hanno gestito Venezia e il turismo a Venezia, è quello di un parco gioco dove gli ultimi veneziani sono solo ostacoli da eliminare, e questo è ovviamente adesso l'effetto che un turista gli pare di trovarsi in questo parco gioco e si sdraia anche sulle tombe. Mi sembra completamente normale. Dunque ringraziamo a tutti quanti che hanno gestito Venezia fino ad oggi. Una deriva che dunque probabilmente parte da molto lontano. Arriverà un segnale? Un segnale invece del traffico in A4 arriva dall'ennesimo incidente che è avvenuto proprio lungo lo svincolo di San Stino di Livenza. Un furgone si è rovesciato abbattendo anche un palo della luce mentre stava proprio per uscire allo svincolo di San Stino di Livenza. È successo questa mattina poco dopo le 9 sul posto. I sanitari del 118 con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e il personale della concessionaria autostradale e i mezzi di soccorso meccanico. Il bilancio è di 4 feriti non gravi. Fortunatamente non ci sono state ripercussioni rilevanti sul traffico, anche se ovviamente i rallentamenti ci sono stati. In queste ore è in corso peraltro il primo controesodo della stagione estiva, con migliaia di turisti di ritorno dalle ferie nelle coste croate e di lavoratori originari dell'est Europa che rientrano nel nord Italia. Il traffico riguarda principalmente la carreggiata da Trieste in direzione Venezia, con code e rallentamenti che potrebbero creare
crearsi anche in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Anche domenica 20 sarà una giornata da bollino rosso con quasi 180.000 transiti previsti. E adesso invece a Noventa di Piave una curiosità, una notizia curiosa: esce dal parcheggio dell'outlet di Noventa e urta un'auto, ma invece di fermarsi fugge. Identificato però questo furbetto grazie alle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. Aveva deciso di trascorrere qualche ora all'outlet di Noventa di Piave, ma quando un camionista 42enne residente a Zero Branco è tornato alla macchina parcheggiata nel piazzale, si è trovato l'amara sorpresa. L'auto danneggiata, la fiancata a sinistra aveva evidenti graffi e botte, ma nessuno aveva lasciato un biglietto con le proprie generalità per procedere eventualmente con la constatazione amichevole. Il responsabile, che pensava di averla fatta franca, è stato però incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. L'automobilista, un 29enne di Eraclea, si vede nelle immagini uscire dal parcheggio e urtare la macchina accanto, poi senza esitazione premere sull'acceleratore e allontanarsi. Ora dovrà risarcire i danni al 42enne. E poi ci sono 5 turisti atterrati al Marco Polo nei giorni scorsi, respinti dalla polizia di frontiera, e così niente vacanze. Ci sono persone, spiega la dirigenza dell'aeroporto, che al momento dell'arrivo allo scalo raccontano di non avere i documenti per averli persi sull'aereo o all'aeroporto di partenza. Talvolta hanno il visto scaduto, sono privi delle garanzie previste dal codice Schengen. Sono quasi 44.000 gli accertamenti tra arrivi e partenze Schengen ed extra Schengen che gli agenti dello scalo veneziano hanno fatto nel weekend di Ferragosto. E proprio durante uno di questi controlli i poliziotti hanno scoperto i 5 passeggeri privi dei titoli e hanno dovuto ovviamente rimandarli alla partenza. Adesso il caso di West Nile a Tombelle di Vigonovo, l'abbiamo raccontato ieri. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Martello per verificare le zone interessate dalla disinfestazione anti-zanzare che sarà effettuata stanotte. Questi giorni di gran caldo fanno sicuramente proliferare le zanzare, spiega Martello. Noi cerchiamo di affrontare il problema con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. L'ULSS ci ha fornito 228 confezioni di pastiglie antilarvali e il nostro comune ne ha acquistate altre 250. Il 9 agosto scorso abbiamo eseguito la disinfestazione mensile programmata su caditoie, tombini e fossi pubblici. Ricordo che pastiglie antilarvali sono disponibili, continua il sindaco, in commercio, e ogni cittadino per la propria abitazione o proprietà può integrare i trattamenti diminuendo ancora di più il rischio del proliferare di zanzare. Questo è l'appello del sindaco di Vigonovo ai cittadini. Appello anche del Comune di Venezia e ULSS 3 Serenissima per il gran caldo in arrivo in queste ore. Lo sappiamo, l'abbiamo visto nel telegiornale del Veneto, l'arrivo di heat storm, la tempesta di caldo che porterà a nuovi picchi di calore. Allora il Comune e ULSS 3 Serenissima hanno predisposto un piano per fronteggiare l'emergenza caldo per chi resta in città, soprattutto per i più fragili. Da oggi e almeno fino a lunedì in città, a causa delle temperature elevate, continua a percepirsi un disagio fisico intenso per una nuova forte ondata di calore. L'ARPAV regionale ha emesso un bollettino che mette tutti in guardia, mentre il Comune di Venezia e l'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima con la Protezione Civile hanno già predisposto un dettagliato piano di emergenza, come spiega al telefono l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini. Tra i punti principali c'è la messa a disposizione per chi a casa non ha l'aria condizionata di biblioteche e sedi istituzionali rinfrescate, con orario anche prolungato. Nel periodo che va da giugno ad agosto. In questi mesi sia il Comune, sia l'ULSS, sia la Protezione Civile hanno attivato protocolli e azioni di competenza. Hanno normato e aperto degli spazi pubblici con l'aria condizionata, biblioteche, musei, spazi culturali, sale pubbliche, che sono a disposizione di quegli anziani che non hanno aria condizionata a casa. Abbiamo attivato un progetto di monitoraggio degli anziani fragili. Ecco come difendersi dal caldo. I consigli sono quelli classici, ad esempio bere molta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde. Nel sito internet del Comune di Venezia è comunque possibile trovare un elenco puntuale dei servizi e dei numeri da chiamare in caso di bisogno. Tra questi segnaliamo il numero verde regionale
800 535 535, attivo 24 ore su 24. Abbiamo poi mappato gli anziani over 80 e individuato quelli più fragili e gestiamo un servizio di monitoraggio delle loro condizioni sia telefonico sia attraverso la rete del vicinato. E in più ovviamente è forte il contatto con i centri servizi anziani e con le case di riposo. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta per parlare di turismo, stavolta non più del turismo cafone come abbiamo visto, ma del turismo positivo per la provincia di Venezia. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Venezia, dunque primo bilancio degli operatori che coprono a Chioggia il servizio in varie tratte con i lancioni Gran Turismo, stagione positiva ma non a livello in cui molte compagnie private di navigazione confidavano. A Chioggia la stagione estiva per i trasferimenti di turisti e gruppi delle compagnie di navigazione con lancioni Gran Turismo private non di linea sta avendo riscontri e risultati positivi nel 2023, anche se non ai livelli in cui molti confidavano. Parla così il presidente della CNA di Chioggia, Daniele Scarpa. Ci stiamo avviando verso la fase conclusiva della stagione turistica, una stagione che possiamo definire tutto sommato abbastanza positiva, anche se le aspettative iniziali erano molto superiori e via via col correre della stagione l'entusiasmo è andato scemando. Tuttavia ci possiamo definire soddisfatti. Molti problemi che avevano già penalizzato la scorsa stagione sono rimasti purtroppo ancora fermi al palo e irrisolti. E nella tratta verso Pellestrina il divieto del Comune di Venezia di fare umeggiare i pontigli, secondo gli addetti ai lavori chioggioti, non ha potuto far altro che vedere dilagare l'abusivismo. Molti problemi rimangono irrisolti, primo fra tutti il divieto di sbarco a Pellestrina per imbarcazioni Gran Turismo o per i taxi, un divieto che ci ha molto penalizzato nel corso della stagione e lasciando spazio a imbarcazioni abusive, pescherecce eccetera, e chi è regolarmente autorizzato e deputato per farlo non ha potuto attraccare se non con un permesso specifico occasionale. E c'è chi, come Marco Tiozzo, titolare e armatore del Bragosso Ulisse, nella tratta Chioggia-Pellestrina, aveva fondato una buona fetta della propria attività. La stagione sta andando abbastanza bene, non un po' più bene, comunque ci salviamo. L'unico inghippo l'abbiamo con Pellestrina, perché non sappiamo dove sbarcare i turisti. Abbiamo diverse richieste, però al momento non riusciamo. Se andiamo sui ristoranti che hanno i pontili privati riusciamo, o se no non si sa dove sbarcare. Questo ci dispiace perché era 30 anni che lavoravo con l'isola e ultimamente non si riesce a capire perché. Adesso allora una notizia di cronaca in chiusura che sarà anche l'apertura del telegiornale di Treviso. C'è stato un ragazzo che si è tuffato, era insieme degli amici in un lago, il lago Morto sul Fadalto nel Vittoriese, non è più riemerso. Allora siamo in collegamento con Cristian Arboit e Alberto Pivetta sul posto perché il ragazzo è di Mestre, è così Cristian? Sì, è residente a Mestre, originario della Russia. In questi minuti si sta anche cercando di contattare la madre. Le ricerche sono in corso, è arrivato da pochi minuti anche l'elicottero dei vigili del fuoco sul posto, i carabinieri, il nucleo sommozzatori, ovviamente tanti anche i turisti in questa giornata di sole. Con Alberto Pivetta cerchiamo di raggiungere anche alcuni amici, il momento ovviamente delicatissimo. Nicola, ragazzi scusate, siamo in diretta su Antena 3, è un vostro amico? Allora io lo conosco da oggi. Da poco? Sì, io non lo conosco da tanto. Eravate con lui, ma lui si trovava su Materassino, cosa è successo? Sì, vuoi raccontare tu cosa è successo? Va bene dai, praticamente era su Materassino e ha perso il materassino. Ha perso il materassino, ha cominciato di nuotare e niente, l'ha portato l'acqua, il corrente d'aria, ha portato il materassino e quindi anche lui ha negato. Le ricerche sono in corso, per il momento ragazzi vi ringrazio. Nicola, ti restituisco la linea, ovviamente ci ricolleghiamo fra qualche minuto, le ricerche ovviamente sono in corso. Benissimo, allora adesso
ci ricollegheremo fra pochissimo nell'apertura del telegiornale di Treviso. Allora chiedo alla regia, forse abbiamo tempo di vedere anche l'ultimo servizio, o forse no. No, allora chiedo alla regia. Chiudiamo, perfetto. Allora vi lascio le previsioni del tempo, poi subito dopo il telegiornale di Treviso e ripartiremo proprio da questa drammatica notizia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 19 agosto. Sul Veneto tempo stabile con cielo in prevalenza soleggiato, ad eccezione di qualche passaggio di sottili velature. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime stazionarie comprese tra i 18 e i 23 gradi, massime in aumento con valori sopra la media del periodo tra i 31 e i 35 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, possibilità di annuvolamenti più consistenti nelle zone montane nelle ore più calde della giornata. Venti a regime di brezza. Temperature minime tra i 20 e i 23 gradi, massime in lieve aumento comprese tra i 32 e i 33 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo terso e molto soleggiato con temperature in aumento. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime comprese tra i 34 e i 38 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.